Vai. Benvenuti amici all'ultimo appuntamento del ciclo di conferenze Primavera con gli amici del Romanico. In attesa di programmare le prossime vite in presenza, oggi andiamo a scoprire virtualmente la bellissima Basilica di San Gavino di Porto Torres. Saremo accompagnati in questa passeggiata da Giuseppe Piras, che è uno studioso di epigrafia medievale e gliptografia, è il presidente del Centro Studi Basilica di San Gavino di Torres. Ha dedicato gli ultimi 20 anni proprio a studiare in particolare la città di Porto Torres, la sua basilica, il culto dei martiri turitani, pubblicando alcune monografie e curando l'opera Il Regno di Torres. Ha pubblicato poi numerosissimi saggi in volumi, atti di convegni, in riviste internazionali e nazionali. Ha eseguito per conto di soprintendenze e di enti locali la mappatura epigrafica e gliptografica di numerose chiese romaniche della Sardegna e ha anche curato la sezione epigrafica del Museo Archeologico di Ardara e del Museo della Chiesa di Santa Maria di Betlem a Sassari. E lui coordina dal 2012 il progetto Laser Scan 3D della Basilica di San Gavino con un'equipe, poi ci racconterà, un'equipe multidisciplinare della quale fa parte anche Lorenzo Ramacciato, che anche lui con noi stasera, è architetto, socio della AR3D, ha condotto numerosi progetti di restauro di monumenti e si occupa di valorizzazione del patrimonio culturale attraverso le nuove tecnologie, tra le quali la realtà virtuale e la realtà aumentata. E stasera appunto ci porteranno a scoprire anche delle novità che questo studio ha portato per la conoscenza della Basilica. Prego e buona conferenza a tutti. Grazie innanzitutto, grazie alla dottoressa Oppo. Porto i saluti del Centro Studi Basilica di San Gavino di Torres a voi tutti, a voi soci dell'Associazione Amici del Romanico. Un ringraziamento particolare a chi questa serie di eventi l'ha organizzata, quindi al presidente Antonello Figus, un caro amico che insomma ci ha coinvolto in questa bellissima iniziativa, alla professoressa Rossana Martorelli, che ha avuto il piacere di rivedere dopo diversi anni. Tra l'altro la prima volta che ebbi modo di conoscerla fu proprio in relazione al San Gavino. Io stavo iniziando proprio gli studi di epigrafia medievale relativi al San Gavino e ho avuto modo di rapportarmi alla professoressa, naturalmente il dottor Giorgio Garau, e anche la dottoressa appunto Silvia Po, che ci ha fatto questa bellissima presentazione. Allora, noi faremo oggi una visita guidata al monumento un po' particolare. È una cosa della quale abbiamo discusso un po' con Antonello Figus quando mi è stato chiesto di partecipare a questa serie di eventi. Abbiamo voluto sperimentare questa visita virtuale non attraverso un PowerPoint come solitamente accade, ma utilizzando quello che è la piattaforma multimediale frutto di un progetto del quale adesso vi parlerò. Quindi io parlerò naturalmente a braccio, come se fossi una guida appunto della Basilica, che tra l'altro vi preannuncio è aperta e quindi è visitabile e fruibile attraverso anche visite guidate, e utilizzando per l'appunto e conducendo un po' con l'ausilio di Lorenzo, dell'architetto Ramacciato, che è qui con me, e mi presta appunto il suo ausilio tecnico, attraverso che cosa? Attraverso una visione come quella che state vedendo a 360 gradi, stereoscopica, e attraverso che cosa? Ricostruzioni virtuali, multimediali, attraverso visioni ricostruttive con volumetrie ricostruttive di ciò che non è più esistente, con la visione, ad esempio, di immagini ad altissima definizione per vedere i particolari anche dell'apparato decorativo che è presente all'interno della Basilica. Tutto questo in un tempo naturalmente molto limitato, per cui mi dovrò limitare a dare
dei cenni naturalmente molto sintetici, con naturalmente anche un registro piuttosto colloquiale. Chi vorrà potrà anche appunto fare delle domande sia attraverso i canali Zoom che la diretta Facebook nella chat. Allora, parliamo innanzitutto di questo progetto. Il progetto Laser Scanner 3D, che prende le mosse nel 2012, nasce con l'esigenza di fornire gli enti preposti alla tutela, alla salvaguardia del monumento, uno strumento che consentisse loro di procedere, condurre dei restauri mirati in parti del monumento e utilizzare appunto questo modello tridimensionale in caso anche di eventi catastrofici come crolli, come atti vandalici. Quindi l'esperienza che io ho portato avanti attraverso 2 progetti, un POR nel quale appunto io ho eseguito la mappatura epigrafica e glittografica. Glittografica significa la mappatura di tutti i graffiti, le marche lapidarie dei monumenti. La glitografia studia questo. Sento un rumore di sottofondo. La riunione in fase di registrazione, continuo. Ecco, chiedo scusa perché mi è arrivato un... vi dicevo, noi abbiamo utilizzato quindi questo progetto per poter fornire gli enti di questa strumentazione. Quindi noi forniremo, quando presenteremo ufficialmente il progetto, il modello tridimensionale alla soprintendenza e per esempio all'ufficio beni culturali dell'arcidiocesi. Dopodiché abbiamo creato un team di lavoro con diversi ricercatori afferenti alle discipline medievali, provenienti da diverse università italiane. Abbiamo coinvolto ad esempio l'Università di Pisa, il laboratorio Astro, diretto dalla professoressa Gabriella Carotti, per quanto riguarda il modello tridimensionale, quindi la nuvola di punti eseguita con laser scanner. Abbiamo coinvolto l'Università di Siena, il Dipartimento di Archeologia, che è diretto appunto dalla professoressa Giovanna Bianchi, per analizzare la basilica sotto un altro punto di vista, cioè attraverso i criteri dell'archeologia e dell'architettura, quindi analizzando le stratigrafie murarie. E poi abbiamo coinvolto l'Università di Sassari per quanto riguarda poi la creazione di un sistema, di un archivio all'interno del quale si potessero inserire i dati provenienti dalle analisi eseguite. E una pletora appunto di studiosi che si sono occupati di varie parti del monumento. Chi si è occupato dei bacini ceramici, e ne parleremo, chi si è occupato, come chi vi parla, della parte epigrafica e glittografica, chi si è occupato ad esempio di eseguire delle analisi georadar dell'area prospiciente la chiesa e la Navatella settentrionale, chi si è occupato di analizzare al C14 frammenti di travi, insomma un lavoro multidisciplinare che confluirà definitivamente in una monografia nella quale verranno fornite probabilmente delle novità, in alcuni casi anche eclatanti, che certamente saranno importanti anche per coloro i quali in ambito accademico si sono occupati del San Gavino. E per concludere, per rendere fruibile questo lavoro anche ai turisti o comunque alla grande massa delle persone, agli appassionati, abbiamo deciso di creare una piattaforma multimediale con diverse sezioni, nelle quali convivessero il modello tridimensionale, un tour virtuale che facesse leva su che cosa? Su, come vi ho detto, fotografia ad alta definizione, ricostruzioni virtuali e diverse, diciamo così, modelli che fanno riferimento alle nuove tecnologie. E per utilizzare questa piattaforma multimediale si utilizzeranno ad esempio all'interno della basilica degli occhiali specifici per la visione ad esempio degli elementi multimediali. Ora, fatta questa debita premessa iniziale, che era doverosa per poter spiegare il tutto, direi a Lorenzo di fare un inizio, portiamoci nell'atrio comita,
Quello che vedete appunto è il tour sferico a 360 e cerchiamo di dare una visione, ecco, il più lontano possibile in modo tale che si veda tutto il prospetto longitudinale. Allora, parlare della Basilica di San Gavino, che è il monumento, è il gioiello, adesso non per partigianeria, dell'architettura romanica in Sardegna, ma è anche un unicum nel suo genere per la sua particolare icnografia, per la sua particolare planimetria. Qual è questa particolarità? Che naturalmente la maggior parte di voi conoscerà. Si tratta di una chiesa che presenta una pianta ad absidi affrontate, un corpo longitudinale che si conclude sui due lati corti con due absidi affrontate. Questa particolarità la rende unica. Noi abbiamo altri esempi in Italia, in Europa, certamente soprattutto nell'architettura monastica, sia in Francia che in Svizzera, in Germania, qualcuno anche in Italia, ma la particolarità di San Gavino è che rispetto alle altre, soprattutto questa nuova ricerca ha evidenziato, questo lavoro multidisciplinare, ha evidenziato il fatto che questo modello icnografico viene sviluppato e ideato in partenza già con le absidi affrontate, quindi non è il frutto di una chiesa che ha un'abside orientata od occidentata in presenza di una facciata. Ora ne parleremo con più dovizia e particolari. Quello che vi voglio dire è che, come vi ho accennato in precedenza, il progetto ha portato delle novità. Una delle novità, e lo vediamo dal modello tridimensionale, sta anche negli elementi più elementari legati alla basilica, ad esempio le misure. Ora Lorenzo vi sta mostrando la lunghezza totale che fino agli studi più recenti, no? La monografia anche della compianta Fernanda Poli, dell'amica Fernanda Poli, che appunto ha dedicato un intero volume nel 97 alla Basilica. La lunghezza della Basilica, della navata principale, compresa di spessori murari, era di oltre 58 metri, di poco più di 58 metri. La misurazione del modello tridimensionale invece ha portato questa lunghezza totale a oltre 60 metri. Quindi significativamente l'adozione di strumentazione multimediale ad altissima precisione ci consente anche di avere le misure precise. L'ampiezza è di poco più appunto di 19 metri e l'altezza è di poco più di 17 metri. Vi dicevo degli studi sulla Basilica. La Basilica credo che sia uno dei monumenti, certamente quello in Sardegna, che è stato oggetto degli studi più approfonditi, ma già a partire dagli inizi del secolo. Noi abbiamo visto nel corso appunto degli studi dei più importanti studiosi di storia dell'arte della Sardegna variare anche le diverse teorie legate sia all'anteriorità delle due absidi, sia allo sviluppo costruttivo del monumento e alla sua datazione. Ora partiamo da queste domande principali. Innanzitutto, perché è stata costruita così? Quando è stata costruita così? E chi ha costruito la Basilica? Perché è stata costruita ad absidi affrontate? Vi ho detto, i modelli li abbiamo anche in Italia, ma ne cito tre in particolare, sono il San Piero a Grado di Pisa, il San Pietro al Monte di Civate, il San Giorgio in Valpolicella, che appunto sta in Veneto, vicino a Verona. E questi tre monumenti che io vi ho citato hanno la particolarità di avere le absidi affrontate, ma sono il frutto di una rielaborazione del progetto iniziale, cioè l'edificio si presentava inizialmente con una facciata e successivamente il crollo della facciata o l'adozione, la volontà di ampliamento del monumento ha portato alla creazione di un'altra abside. Quindi, diciamo, sono pertinenti solo in parte, perché questo monumento, il nostro monumento, invece, ha questa particolarità di avere l'idea del monumento, di questa planimetria già dall'inizio.
Una cosa interessante è stata anche la scoperta che è stata fatta nel 2006, pubblicata in un volume nel quale io ho contribuito con la mappatura del monumento, anche in Sardegna, un volume curato dall'amica Gabriella Frulio, l'architetto Gabriella Frulio, che attualmente è funzionario della Soprintendenza Archeologica, è un monumento, quello della Santa Maria di Curos a Villanova Monteleone, che durante la fase di scavo ha rimesso in luce un'altra abside. Quindi un monumento che presentava inizialmente una sola abside ha poi rimesso in luce, no, ha evidenziato la presenza di un'altra abside. Anche qui non siamo in grado di capire, di sapere se si tratta di absidi affrontate ab origine, ma e in Sardegna dobbiamo tenere presente che esistono 2 chiese ad absidi affrontate. Ora siamo entrati all'interno della chiesa e vi voglio mostrare, partendo dall'abside orientale, quindi giriamoci, questa è l'abside occidentale dove è presente l'altare. Ok, zoomiamo, andiamo dentro, questa è la navata principale, vedete la maestosità del monumento, siamo di fronte a oltre 60 metri per 17 di altezza, già intravedete nella parte sommitale, oltre il cleristorio, questo tetto, sottotetto a capriate, che, badate bene, non è originale, è un tetto a capriate del quale abbiamo eseguito le analisi di un moncone, un frammento di un moncone, l'unico moncone che appunto è stato reseccato, ora capiremo anche in che periodo, e che ci ha consentito anche di capire quali sono state anche le fasi di riadattamento e di ricopertura della parte sottostante il tetto della basilica. Allora, vi dicevo, siamo di fronte all'abside orientale. Avviciniamoci un pochino, Lorenzo. Vediamo innanzitutto che rispetto all'altra abside si presenta leggermente più tozza. Presenta nella parte sommitale, andiamo verso il frontone, l'oculo, elemento che non è presente invece nel prospetto occidentale. Vedete anche nella parte sottostante, ecco, stiamo girando per vedere, perfetto, la parte occidentale non presenta appunto l'oculo. E nella parte occidentale, rimaniamo qua nella parte occidentale, va bene. Lorenzo, mi senti, sì? Perfetto, ok. No, va bene, rimaniamo nella parte occidentale per mostrarvi nell'imposta del catino absidale, esattamente più in basso, scendiamo col mouse, l'imposta, abbiamo 2 modanature ricassate che non sono presenti nell'altra parte, non è necessario andare nell'abside occidentale. Un altro elemento interessante è che le monofore presenti nell'abside occidentale sono a sguanci lisci e sono molto allungate, quindi seguendo lo sviluppo dell'abside. Giriamoci invece nell'abside orientale, perfetto, e rimani con lo zoom, fermati, scendi col nostro cursore proprio nella prima monofora da sinistra, ecco, perfetto. Come vedete, le monofore sono molto più tozze e abbiamo gli sguanci gradonati, d'accordo? Quindi sono delle diversità che sono presenti all'interno, visibilissime all'interno della basilica, ma che noi troviamo anche all'esterno. Usciamo all'esterno. Vi sto mostrando le diversità perché introdurrò adesso naturalmente le diversità nella costruzione della basilica. Ecco, avviciniamoci. Qua potete cogliere meglio la gradonatura delle monofore. Possiamo anche salire di quota e proprio in quarci, ecco, perfetto, al frontone, nella parte timpanata. Si vede bene l'oculo e si vedono anche delle particolarità. Sono i bacini ceramici inseriti all'interno di nidi nei conci che sono stati già predisposti così dalle maestranze. E colgo l'occasione per citare il recente lavoro della dottoressa Marcella Giorgio, che nel nostro progetto ha proprio eseguito l'analisi dei bacini ceramici che sono importanti per un motivo. Io direi già di far vedere
Lorenzo, esattamente, no, dire dalla pianta, partiamo dalla pianta, prima di far vedere l'immagine. Perfetto. Ecco, questa è la pianta elaborata dalla dottoressa Marcella Giorgio, che rispetto a uno studio eseguito dalla Hobart sui bacini ceramici ha iniziato scoperto che cosa? Uno, che i nidi dei bacini ceramici sono di più rispetto a quelli che erano, più di quelli che si pensava fossero con gli studi precedenti, 29 rispetto a 26. Ma soprattutto gli studi che sono naturalmente andati avanti sui bacini ceramici ci hanno consentito di poter datare con una buona precisione i bacini ceramici superstiti. Uno di questi, lo facciamo vedere, ecco, possiamo anche zoomarlo, visto che abbiamo la... E questa è invetriata policroma, produzione islamica, che raffigura 3 pesci, un pesce più grande con 2 pesci più piccoli. La datazione di questi bacini ceramici in ambito mediterraneo, sono di produzione islamica, abbiamo questa invetriata policroma, abbiamo anche un boli gialli che è collocato invece sulla parte sinistra dello spiovente, e un altro invece, una iolica bianca che presentava prima un'invetriatura di produzione presumibilmente egiziana, che sono databili alla prima quarto dell'undicesimo secolo. È un dato molto importante questo, perché ci dà già un elemento datante, e noi con questo progetto abbiamo cercato multidisciplinare, quindi con diversi studiosi che si sono occupati di diversi ambiti, abbiamo cercato di fornire soprattutto, quando fosse stato possibile, degli elementi datanti. Perché è importante questo elemento datante? Perché ci consente di iniziare a limitare la forchetta cronologica dell'edificazione della basilica. Ne parleremo però a breve. Ho voluto farvi vedere questo perché adesso passeremo nell'altra abside, quella occidentale, dove vedrete che ci sono ci sono delle diversità rispetto a quest'abside. Innanzitutto non sono presenti i bacini ceramici. E eccoci qua, siamo in questo caso nel vicolo Turreni. Ecco, vedete qua, noi adesso abbiamo una prospettiva naturalmente dal basso, sembra slanciata. In realtà se la vedessimo un pochino a media altezza, vedremmo che in realtà risulta, almeno dall'esterno, un pochino più tozza. Per quale motivo? Perché in questa parte è presente un altro elemento caratteristico della basilica, che è il pseudotransetto. Ne parleremo a breve. Andiamo a vedere comunque l'abside, sempre con una visione frontale. E vediamo le differenze. Ok, frontalmente, Lorenzo, se possibile. Eccoci qua. Perfetto. Ecco, abbassiamoci ancora un pochino, ancora un po', perfetto. Come vedete non sono presenti i nidi dei bacini ceramici nella parte sommitale appunto del frontone. Non è presente l'oculo. Se ci abbassiamo ancora un pochino, cioè ci rialziamo nella visione, no, per vedere la sommità. Ecco, ecco, perfetto, rimani così. Nella parte degli spioventi, nella cornice, vedete che all'estremità la cornice del timpano è estroflessa. Cosa vuol dire? Vuol dire che ha praticamente la parte terminale che non finisce e si congiunge al muro verticale, ma tende ad avere questa estroflessione. Si capisce bene quindi che le differenze sono tante rispetto a che le maestranze che hanno operato da una parte, cioè nel lato orientale rispetto al lato occidentale, sono diverse. E adesso potete anche scorgere chiaramente le monofore che sono a sguanci lisci e che sono a sguanci lisci per la maggior parte del circuito murario del monumento, quindi si aprono nella maggior parte del circuito murario. Eccezione fatta per, come vi ho detto, l'abside orientale e la prima monofora del lato settentrionale. Ora, importante, e poi lo vedremo anche con delle foto, capire che quello che vedete adesso è in buona parte il frutto di restauri operati da Dionigi Scano tra il 1903 e il 1905. In realtà i sopralluoghi erano stati effettuati già nel 1899. E molto di ciò che vedete, io spesso uso un termine un po' simpatico,
è Disneyland, soprattutto nel lato meridionale. Cosa vuol dire Disneyland? È frutto della ricostruzione dell'ingegner Dionigi Scano. Dionigi Scano ha riaperto, io direi che lo possiamo già far vedere. Andiamo nel file, che appunto ci mostra. Perfetto, mettiamoci, vediamo già il prospetto frontale. Sì, perfetto. Prospetto frontale. Secondo. Adesso, un Vabbè, non attimo. fa niente, va bene, andiamo avanti. Ok, ecco, questo è l'abside orientale. Come vedete, fino al 1905, perché la data di ultimazione poi dei lavori, noi avevamo innanzitutto le absidi totalmente occluse, cioè chi andava a vedere il monumento non poteva vedere l'abside. Vi era un campaniletto a vela, posticcio, presumibilmente settecentesco, non lo possiamo datare con certezza, che si ergeva nella parte sommitale del prospetto est, e le due navatelle erano sovrelevate con dei muricci. Si entrava nell'atrio metropoli attraverso un portico. Andiamo nella precedente. Ecco qua, questo tra l'altro è una delle chicche che abbiamo preparato, cioè è un'immagine che fa parte della mia collezione privata, un inedito, che vi mostra, e che quindi ancora non è pubblicata, e che vi mostra come si presentava l'atrio metropoli fino al 1903. Quindi vediamo tre contrafforti che si appoggiano alla muratura meridionale e che servivano da controspinta perché evidentemente il monumento aveva dei problemi strutturali. Come vedete anche i muricci erano già all'epoca della foto, la foto del 1900, era già in fase di decadenza. Spostiamoci dall'altra parte. Andiamo nell'atrio Comita. Qui vedete la pianta. Tour sferico? No, sempre nelle foto antecedenti. Ecco, stessa cosa si presentava in atrio Comita. E come vedete, le monofore non esistevano, cioè, o meglio, erano state trasformate per esigenze probabilmente difensive, così come i muricci, quindi per rendere la chiesa una fortificazione, in finestrelle quadrangolari. Ritorniamo, Lorenzo, se mi permetti, nella foto di prima. Perfetto. Rivai a zoomare sulla finestrella. Una delle finestrelle. Perfetto. Andiamo avanti, ancora, tanto a buona... Ecco qua. Ecco come si presentavano. Erano delle vere e proprie finestrelle. Ora, vediamo come si presenta l'atrio metropoli dopo i restauri dello Scano. Possiamo andare adesso nel tour sferico. Andiamo in atrio metropoli. Eccoci qua. Come vedete, Scano ha ripristinato nella parte appunto bassa, no, dei muri del paramento murario, le monofore come lui le aveva trovate almeno nelle parti superstite, dove ancora sopravvivevano, ovvero nell'abside orientale e nella prima parte, cioè nella prima monofora del lato settentrionale. Il problema qual è? È che noi non sappiamo se effettivamente lo Scano abbia percepito in maniera esatta la forma, ad esempio, degli sguanci, o quanto abbia ripristinato seguendo un po' delle esigenze anche proprie. Quindi questo è un approccio che bisogna avere sempre con qualunque tipo di monumento. Ciò che vediamo oggi è sempre il frutto di adattamenti, sia all'interno naturalmente che all'esterno, e di restauri condotti nel corso dei secoli. E naturalmente poi il passare del tempo crea, in questo caso anche nel calcare miocenico utilizzato per la costruzione della basilica, un'omogenizzazione del tutto, del paramento. E quindi ciò che adesso ci appare come un elemento unico, uniforme, in realtà in passato non lo è stato, perché è frutto naturalmente di restauri ex novo, quindi con l'inserimento di conci, con il sistema di cuci e scuci, che naturalmente ha portato a ripristinare delle zone che erano naturalmente profondamente deteriorate. Riportati verso la parte centrale, Lorenzo.
Ecco, fermati qua, fermati qua. Come, zooma un pochino verso ferma così. Se vedete nella parte sinistra, per chi guarda, del portale Gemino, vedrete un elemento in ferro obliquo. Quello è ciò che sporge, che spunta, purtroppo perché il paramento esterno è degradato, delle catene che sono state fatte porre sempre per cercare dallo scano, per cercare, una volta che sono state appunto eliminati i contrafforti, per cercare di vincere la spinta che tendeva a far spanciare, passatemi questo termine, verso l'esterno la muratura. E bravissimo Lorenzo, stiamo facendo vedere naturalmente le catene interne e vedete anche, se tu ti proietti Lorenzo nella parte a livello di suolo, di pavimentazione, ancora un pochino, perfetto, potrete notare già da questa visione come il muro esterno della chiesa sta spanciando. Qual è il motivo di questo spanciamento? È legato al fatto che naturalmente, poi ne parleremo, vedete la freccetta a sinistra, quello è l'ingresso alla cripta. La navata principale del monumento è stata scavata nel 1614 per creare una galleria, un'anticripta e una cripta, e il peso della soffittatura in legno, nonché della copertura in lastre e plumbe, che è un'altra particolarità del monumento, ha creato naturalmente un peso che grava sulle singole colonne tale che il muro perimetrale, evidentemente non avendo un adeguato supporto nel terreno, sta tendendo a spanciare. Quindi si sta spanciando e lo si vede chiaramente. Ora le catene non stanno più fungendo, assolvendo la loro funzione iniziale. Quindi prima o poi si dovrà innanzitutto fare un adeguato screening del monumento per verificare se questo spanciamento è in atto e evidentemente poi operare per cercare di limitarlo. Ora io direi... Chiedo scusa, Prego. dottor Pira, c'è una Sì. domanda. Prego. Ci chiedono cosa c'è in corrispondenza della linea del colmo. Ne approfitto per dire, insomma, sia chi è su Zoom può intervenire per fare le domande, mentre invece chi ci segue su Facebook può scriverle nella chat. Allora, prego, professore. Cosa c'è in alto del colmo del tetto? Allora, perfetto. Allora vi preannuncio. Chi ha fatto la domanda? Il nome e cognome? Posso, giusto per... Adesso non so. Va bene. Allora, gli do del tuo... Si chiama Claudia. Claudia, allora, Claudia, ti rispondo, mi permetto di darti del tu. Ti preannuncio già che sul tetto a breve uscirà un contributo su una rivista nazionale mio, che è legato per l'appunto alla datazione del colmo del tetto, delle lastre e plumbe del tetto, che come vedete è un'altra particolarità. Sul colmo del tetto noi abbiamo una teoria di torrette. La torre è il simbolo della città di Torres e quindi viene riproposto nella parte sommitale, e nella parte centrale abbiamo una statua che raffigura San Gavino, che è collocata su un cilindro di base che sta sopra una torretta esagonale. Ed è proprio la mia attenzione si è rivolta proprio a questa statua, naturalmente. Spero che non lo facciano perché poi li denunciamo. Scusa Giuseppe, puoi riattivare l'audio? Sì, perché ogni tanto, chiedo scusa, ogni tanto va via, mi dà l'indicazione che devo riattivarlo. Come se fosse una sorta di timer. Mi vedete? Sì. Sì, perfetto. E mi sentite anche, sì? Sì, prego. Quindi questa è la spiegazione. Quindi sono una serie di torrette e il simbolo della torre lo si rivede soprattutto nelle decorazioni di età catalano-aragonese o aragonesi, secondo alcuni dettami della storia dell'arte più recente, che presentano degli angeli registemma che presentano appunto nello stemma la torre. Poi, oltre le 60 torrette che appunto decorano
ornano il colmo del tetto, abbiamo nella parte occidentale, sulla sommità appunto del timpano, una torre più grande, e tutte quante sono in piombo. Piombo argentifero presumibilmente proveniente dalle miniere dell'Argentiera, che è una località non molto distante, una trentina di chilometri distante da Porto Torres. Allora, ritorniamo, Lorenzo, all'esterno, e ci mettiamo in atrio comita, ci posizioniamo in atrio comita, perfetto, a distanza un pochino, perché vorrei ritornare sul discorso, sul preambolo iniziale. Il preambolo iniziale era relativo a chi ha costruito, quando, perché le ragioni di questa forma. Abbiamo spiegato un pochino le differenze. Queste differenze che abbiamo visto tra abside orientale e abside occidentale fanno pensare naturalmente a maestranze di taglia differente. Ora, naturalmente le maestranze di taglia differente fanno pensare anche a momenti differenti di cantiere, per cui delle maestranze che operano su un edificio in un determinato momento della fabbrica poi si avvicendano con altre maestranze. In questo caso noi sappiamo quali sono le maestranze che hanno iniziato i lavori, perché i riferimenti alla tipologia di lavoro eseguito e quindi alle caratteristiche artistiche e architettoniche di ciò che è presente nella parte orientale è collegato strettamente a maestranze di tipo pisano, e quindi l'architettura che noi vediamo fa riferimento a un'architettura di tipo legata al romanico pisano. Quella invece nella parte occidentale è più di tipo lombardo, ma naturalmente noi sappiamo che maestranze lombarde potevano essere commiste o frammiste a maestranze toscane, erano maestranze itineranti. E questa diversità di maestranze e il riferimento alle maestranze toscane lo vedremo in particolare citato nel documento che ci narra la fondazione della Basilica di San Gavino, che è un documento seicentesco. Però prima volevo ritornare a quelle famose domande. Quando, chi e perché? Allora, chi lo abbiamo detto, quindi maestranze pisane inizialmente, su commissione evidentemente del giudice, quale non lo sappiamo perché il comita che è citato nel documento del quale parleremo, che è il Condaghe di San Gavino, è un personaggio totalmente leggendario. Noi non abbiamo riferimenti documentari o archeologici, storico-archeologici scientifici, abbiamo semplicemente la narrazione che ci proviene appunto della documentazione cinquecentesca, seicentesca e anche se naturalmente sono documenti che affondano le radici probabilmente in età precedente, probabilmente del XIII secolo, e anche in un altro documento, l'Invenzio, che ci narra della scoperta, del ritrovamento dei corpi santi. E anche lì si fa riferimento a un monarca chiamato Comita. Però, vi dicevo, in questa narrazione si fa riferimento a Comita che chiama dei magistri pisani. In logudorese il Condaghe recita così: et fegis vener undigi mastros de pedra et de muru plus sos plus fines et megius ciputirum tacattaret in Pisa, cioè i migliori 11 maestri pisani e più fini che poté trovare a Pisa. In realtà questi 11 nei documenti precedenti che narrano sempre la stessa vicenda, in particolar modo nella narratio del Giulio Rosciortino, diventano 12, ma non ci formalizziamo, sempre sono naturalmente elementi. Abbiamo un'altra domanda. Prego. Interessante. Allora Claudia ringrazia della esaudiente risposta e Graziella Rando invece ci chiede: i differenti tagli dei conci nel muro all'interno, all'altezza del pilastro vicino all'altare, sono dovuti a queste diverse maestranze? Oh, ci stiamo arrivando, perfetto. Graziella, ti ringrazio perché mi dai proprio lo spunto per arrivare al dunque. Quindi si diceva delle due maestranze diverse e abbiamo detto che la Chiesa è stato oggetto di diversi studi nel corso dei secoli. Questi studi spesso hanno portato a rivolgimenti, a stravolgimenti, cambiamenti nell'identificazione innanzitutto della abside
la iniziale, quindi del punto Microfono. che vedeva in un progetto unitario la fabbrica del monumento. La connessione internet non è stabile, mi dice. Voi mi sentite, mi vedete comunque? Ora sì. Ah, mi avete perso per un po', non so cosa stia succedendo. Comunque, successivamente abbiamo avuto altri studiosi, cito tra gli altri Raffaele Dologu, che dava come prioritario iniziale l'abside occidentale, quindi l'inizio a partire da Occidente per arrivare poi ad Oriente, utilizzando una cosa che adesso vedremo come elemento dattante. Da una parte la scheda numero 43 del Condaghe di San Pietro di Silchi, che fa riferimento a un armentario itocorre manata di San Gavino. Dall'altra, come elemento ultimo, come conclusione dei lavori, il 1111 di un'epigrafe della quale poi mi sono occupato, che in realtà decifrata reca un altro anno, il 1211. Vado molto velocemente fino ad arrivare a Fernanda Poli, alla monografia che ho citato in partenza. Poi facciamo l'altra domanda. Perfetto, Graziella. Allora, Fernanda Poli non pensa ad un, naturalmente la compianta Fernanda, perché purtroppo ci ha lasciato nel corso del periodo di pandemico, tra l'altro lasciando un grande vuoto insieme a quello appunto del caro Roberto Coroneo. Sono due studiosi che si sono occupati a fondo e ho avuto anche il piacere di conoscermi con i quali confrontarmi. E dicevo, Fernanda ha pensato a due momenti distinti. A un inizio, basandosi sul fatto che gli elementi architettonici presenti nell'abside orientale sono, secondo lei, seguendo anche i dettami teorici del San Paolesi, più antichi rispetto a quelli occidentali. E diciamo che il mondo scientifico accademico ormai si è accodato a questa idea. Quindi lei ha pensato a uno sviluppo della chiesa, della fabbrica a partire da Oriente, piano piano proseguendo fino ad arrivare dove? Lei intravedeva all'altezza della seconda coppia di pilastri cruciformi, all'altezza del cleristorio. Ci avviciniamo, Lorenzo. Il cleristorio, per intenderci, è la parte sommitale. Perfetto, Lorenzo, ci siamo proprio collocati nel punto esatto e siamo sulla fronte, sul fianco meridionale, nel punto del cleristorio, in prossimità della monofora che si apre nel cleristorio e della seconda coppia dei pilastri cruciformi. Come vedete, nella tessitura muraria, cioè i conci che vanno uno di seguito all'altro, nella parte sinistra sono piccoli e hanno tra l'altro una colorazione leggermente più scura. Nella parte destra noi vediamo dei conci a T, dove il prefetto rimani lì, il concio a T che vi sta mostrando il cursore di Lorenzo, sali un pochino col cursore, eccolo qua a destra, ecco, quello è un concio a T, che indica l'incastro delle due, quello che Fernanda riteneva essere due fasi. Quindi immaginatevi, Fernanda ha pensato a questo muro che è arrivato fino a un certo punto, poi per un cause di vario genere, potrebbe essere la morte del giudice, lo scoppio di una pandemia, come questa, avete visto, la pandemia attuale ha portato al blocco di tutti i lavori, quindi evidentemente anche una pandemia, una peste, una pandemia di peste, un'epidemia di peste in quel periodo naturalmente avrebbe causato il blocco dei lavori anche di un edificio così importante come la cattedrale di Torres, oppure l'ultimazione delle finanze. Quindi lei immagina una ipotetica blocco in quel punto con un'ipotetica facciata temporanea che si è persa e la prosecuzione dei lavori, quando Fernanda diede come elementi cronologici il 1030-1050 questa forchetta per la prima fase, con un periodo di blocco dei lavori di 20 anni e la ripresa dei lavori tra il 1050 e il 1070 con maestranze diverse. Ecco, quindi Graziella, questo è diciamo la teoria invalsa fino ad oggi. Però, c'è un però, questa teoria è divenuta superata dalla lettura che è stata fatta recentemente
sia da Alessandro Fichera che di Alessandra Urgu, che sono alcuni degli studiosi che hanno partecipato a questo progetto, che hanno revisionato, seguendo la stratigrafia del monumento, cioè il muro, hanno proprio visto il muro e hanno notato alcune cose. Quindi ti posso dire che questa teoria è sorpassata e daremo nuovi ragguagli con la monografia. Prego Silvia. Vediamo sì, la domanda di Tonino Porcu. Quale motivazione si può assegnare al livellamento laterale che ha portato alla scomparsa della gradonata circolare? Allora, la gradonata circolare che è esterna, a cui fa riferimento il nostro amico, in realtà era posticcia, è stata fatta porre successivamente ai restauri e serviva, vai verso il basso, serviva per coprire e proteggere. Voi vedete che nella parte basale, no, a livello del piano di calpestio attuale, noi abbiamo lo zoccolo. E precedentemente, negli anni 70 e 80, erano visibili parte delle fondazioni. Precedentemente Dionigi Scano fece in modo che queste fondazioni venissero protette da queste scalinate che seguivano il percorso, il circuito del monumento, e per accedere naturalmente al piano di calpestio vi era una gradonata che nell'Ottocento era semicircolare, poi è stata trasformata in una gradonata rettangolare, ma non è originale, cioè presumibilmente il piano di calpestio è quello che noi vediamo adesso, cioè quello che avrebbero visto i catalano-aragonesi doveva essere questo. Forse la soglia, ma non ne abbiamo certezza, poteva avere una piccola gradinatura, ma non abbiamo elementi che ci mostrino naturalmente delle scalinate d'accesso. Quindi sono elementi posticci dettati dal fatto che si è andati più in basso rispetto al piano, alla quota normale, e adesso con i lavori che sono stati eseguiti nel 2006, che hanno portato allo scavo dell'atrio metropoli, alla scoperta delle tombe di età paleocristiana, ci si è necessariamente dovuti rialzare e si è ripristinato il piano di campagna originario, il piano di calpestio originario. Altro è invece nella parte, nel lato dell'atrio Comita, nel piazzale dell'atrio Comita, che è quello opposto, dove abbiamo visibili sia nel portale romanico, ci possiamo anche posizionare, perfetto, anche frontalmente, eccoci qua, nella parte bassa, sia nel portale romanico, vedete la soglia, abbiamo già un gradino, questo è posticcio, ma durante la fase di scavo sono emersi altri gradini. Perché? Perché il piano di calpestio dell'atrio Comita era più basso e quindi era necessario accedervi dalla chiesa, quindi sia in entrata che in uscita naturalmente, dei gradini, degli scalini. Quindi abbiamo degli scalini d'accesso dall'atrio Comita alla basilica e poi si scendeva con degli altri scalini all'interno della navatella e poi della navata. Va bene? Ancora? Sì, prego, prego. Andiamo avanti? Questa è un pochino più articolata. Sì. Allora, Marcello Cabriolu ci chiede: un cambio di tecnica muraria si verifica anche nel claristorio a San Simplicio in Olbia. Sì. È stata verificata un'eventuale differenza tra le imposte estradossi e intradossi degli archi? Sì. Oppure gli archi sono tutti impostati alla stessa quota? Allora, è articolata, ma giustamente adesso per utilizzare un termine molto invalso, molto in uso tra i giovani, adesso, io non posso spoilerare, adesso si utilizza come termine, io non posso naturalmente dare i risultati del lavoro eseguito dai colleghi. Ti posso dire, Marcello, che quello che è stato, naturalmente sono stati analizzati naturalmente anche gli archi, come sai la presenza di mensole e archi che poi sono stati tamponati e sono stati resi evidenti dai restauri degli anni 70, hanno consentito agli studiosi a partire dal Mossa in poi di capire che lo sviluppo della fabbrica è stato molto articolato e questi archetti che si vedono nella parete di fondo in prossimità del pseudotransetto ci fanno capire che la basilica, ad esempio, era stata pensata priva del pseudotransetto, ma con... ci posizioniamo, Lorenzo, grazie, perfetto, Lorenzo, sei bravissimo. Ecco,
come Grazie. vedi, noi abbiamo, no, ormai con Lorenzo abbiamo una collaborazione ormai pluriquinquennale a questo punto. Quasi. E quindi, come puoi ben vedere, si mostra nel paramento il ripensamento che le maestranze hanno avuto nel creare altri archi sorretti da altre colonne, e la decisione invece di optare per un unico arco sovraelevato, che ha dato poi origine naturalmente al pseudotransetto che noi vediamo. Cos'è il pseudotransetto? È un transetto che non si sviluppa per creare la croce latina in lunghezza, cioè in pianta in lunghezza, ma in altezza. Quindi abbiamo appunto, tant'è che la parte sommitale delle absidi appunto prende luce naturalmente dalle finestre del cleristorio, e non naturalmente, perché come vedete poi le ultime monofore sono più ridotte, e l'esigenza è una esigenza legata al culto, quindi al presbiterio, e tra l'altro sappiamo bene che probabilmente questa differenza di quota era presente già in origine. Quindi, per tornare alla domanda di Marcello, sì, è stato analizzata anche la presenza naturalmente di archi e variazioni naturalmente, ma ci si è focalizzati naturalmente sulla tessitura muraria, e questo ha dato naturalmente la possibilità di dare una idea proprio dello sviluppo della fabbrica nelle diverse epoche, e con delle sorprese, devo dire, assolutamente interessanti, e che daranno certamente sviluppi nell'analisi del monumento anche in futuro. Allora, mi posso ricollegare appunto a queste domande, perché anche sulla datazione abbiamo delle problematiche legate al fatto che appunto Fernando Apoli, come vi ho detto, dà delle date che vanno dal 1030 al 1080 come conclusione della fabbrica, mentre diversi studiosi legati tra l'altro alla scuola di Roberto Coroneo, Claudio Nonni, Nicoletto Usai e altri, fanno riferimento invece a periodi un pochino più tardi, cioè pensano a un inizio della fabbrica verso la metà dell'undicesimo e a una sua conclusione all'inizio del XII secolo. È venuta meno la data 1111 perché era legata a un'epigrafe che in realtà quella data non riportava, ma riportava una data di un secolo più avanti. Però è rimasto il legame con appunto questa conclusione all'inizio del secolo successivo, perché si pensa che rispetto a dei modelli più arcaici che noi troviamo anche in Corsica, come il San Pietro e Paolo di Lumio o altri elementi, il San Gavino denoti delle caratteristiche più raffinate, soprattutto anche nella messa in opera dei conci. In realtà su questo si può anche discutere, perché molto spesso ciò è determinato e dalla tipologia di materiali e naturalmente anche dalle esigenze del committente. Naturalmente una chiesa campestre può avere esigenze diverse, una chiesa cattedrale di queste proporzioni con una committente che ha a disposizione una tal portata di denari, naturalmente può portare anche diciamo, a una conclusione diversa. Ora, quindi vi dicevo, questo è legato alle maestranze. La datazione si articola secondo queste due difformità. Noi abbiamo apportato, e questo lo posso dire ormai con sicurezza, naturalmente questa innovazione. La datazione al primo quarto dell'undicesimo secolo dei bacini ceramici che sono stati collocati in opera e con la predisposizione dei conci messi in opera già con i nidi già belli realizzati, ci fa pensare che non sia passato tanto tempo dalla realizzazione dei bacini o dalla loro commercializzazione alla esecuzione di quella parte del monumento. Quindi necessariamente ci si dovrà riportare molto in alto, quindi anteriormente rispetto alla datazione che attualmente appunto alcuni studiosi danno della metà del secolo come inizio della fabbrica.
anche perché pensare a una tesaurizzazione, cioè all'immagazzinamento dei bacini ceramici per un lungo periodo, sembra anche fuori luogo, proprio per il fatto che la committenza aveva esigenze anche di modernità. Tenere dei bacini ceramici vecchi troppo a lungo probabilmente sarebbe stato anche controproducente per l'opera. Ora, quindi abbiamo parlato delle datazioni, quindi personalmente io riporterei la datazione del monumento a una data più congruente tra la prima metà del secolo, forse non il primo quarto, certamente un pochino più avanti, però facendo rientrare la conclusione della fabbrica nell'ambito dell'undicesimo secolo. Perché? Perché le absidi affrontate? Quali sono i modelli? Il perché, su questo possiamo essere concordi con Fernanda. Fernanda pensò, qui possiamo entrare all'interno, Lorenzo, nuovamente, pensò che la necessità di creare un'altra abside fosse legata al fatto che il flusso dei pellegrini nell'abside orientale attraverso la Porta Santa, che era stata aperta successivamente rispetto alla, oppure in concomitanza con la fabbrica, necessitasse di un luogo nel quale officiare delle messe legate proprio al culto martiriale, mentre dall'altra parte l'officium comune fosse invece legato alla parte occidentale, nella quale la professoressa Renata Serra individua anche il luogo probabile dove magari poteva esserci una parte di rispetto connessa con il potere giudicale, cioè per intenderci la possibilità che i giudici potessero avere di seguire la chiesa, chiedo scusa, la messa anche da quel luogo lì. Noi abbiamo un ingresso privilegiato, il portale romanico sul lato settentrionale, che comunica esattamente con quella parte. Non abbiamo elementi che ci facciano pensare ai fest fair, cioè agli ingressi privilegiati nella parte sommitale dell'abside, con dei corridoi come abbiamo in area carolingia ottoniana, ma anche in Sicilia per la parte normanna, e soprattutto non abbiamo testimonianza di una parte sovrelevata, perché solitamente i monarchi comunque stavano nella una parte rialzata proprio per determinare la loro, il livello appunto naturalmente superiore rispetto agli altri fedeli naturalmente. Ora, quindi diciamo che questa è la possibile spiegazione. Dobbiamo tenere presente però in conto che nella parte centrale, in corrispondenza del portale Gemino, noi troviamo l'altare maggiore. L'altare maggiore non era collocato nelle due estremità absidali, ma stava in medio, o meglio, stava in corrispondenza del martirium, della memoria paleocristiana. E l'esigenza probabilmente di allungare la Chiesa in questo modo forse è stata determinata dal fatto che i costruttori romanici, durante lo scavo, hanno incontrato la memoria paleocristiana e l'hanno voluta valorizzare collocando l'altare sopra le reliquie dei santi martiri e quindi mutando ovviamente diciamo così, lo sviluppo dell'edificio. Quindi abbiamo spiegato la datazione, il perché, le maestranze. Ora, quindi avete... Prego. Sì. Interrompo, Sì. perché magari prima eravamo all'esterno e quindi Beta De Murtens ci chiede: per quanto riguarda la copertura del tetto in piombo, Sì. cosa ci può dire? È originale? Allora, Betta, l'ho accennato prima, Antonio, credo se non ricordo male, mi ha chiesto, o Tonino forse, mi ha chiesto in merito appunto al colmo del tetto. È stata fatta una domanda. Le lastre plumbe, diciamo, è tradizione, o meglio, si pensa, perché tradizionale non è corretto dirlo, che gran parte delle lastre plume siano state sostituite nel corso dei vari restauri. In realtà, ne accennavo prima, io ho in fase di stampa, in corso di stampa, ne approfitto per ringraziare anche
il professor Marco Milanese, che oltre ad essere docente di archeologia medievale all'Università di Sassari, è anche direttore appunto del Dipartimento degli Studi Umanistici adesso è una denominazione molto più lunga, ma per farla breve, dell'Università di Sassari, che è anche il curatore della rivista, il direttore della rivista, e ha consentito di inserire, credo come unicum, come davvero elemento di novità, questo mio contributo. In questo contributo si fa riferimento a 2 lastre plumbe che presentano dei marchi che naturalmente sono legati a una fase della collocazione delle lastre. Non sappiamo se la copertura in origine fosse una copertura plumbea, beta. Certamente la notevole pendenza del tetto fa pensare che fosse difficile collocare delle tegole in cotto, ed è presumibile che già ab antiquo in origine si fosse pensato a una copertura in lastre plumbe. Quello che ti posso dire è che il documento più antico che raffigura la chiesa con la presenza di un tetto plumbeo è una raffigurazione della chiesa nella predella del retablo maggiore di Ardara, dove viene raffigurato un San Gavino a cavallo. Immagino che gli amici del Romanico siano andati anche alla Nostra Signora del Regno e abbiano visto anche l'opera di Giovanni Murud, datata 1515, dove si vede chiaramente il tetto plumbeo. Ti posso dire che abbiamo elementi che ci fanno pensare che questa fase di ricopertura sia quattrocentesca, ma che anche in origine ci fosse un tetto in piombo. Ok, quindi ho dato anche la... Perfetto, grazie. no, va bene. Allora, io, Lorenzo, se sei d'accordo, andrei all'esterno verso l'epigrafe. Così facciamo vedere anche un po' di multimediale, se no rimaniamo con... Ecco qua. Facciamola vedere normalmente, così è troppo semplice per i nostri spettatori. Allora, questo è quello che vediamo nel lato settentrionale, siamo nell'Atrocomita, di fronte appunto al paramento murario del fianco settentrionale. Nella prima lesena parasta, a partire dall'angolo che guarda a nord-est, in questo caso, tra l'altro la collocazione delle absidi, non l'ho detto, è nord-est-sud-ovest, nord-nord-est, sud-sud-ovest. Perché? Perché stranamente, se noi vedessimo dall'alto la basilica, l'abside orientale guarda esattamente, se vedessimo in pianta con Google Earth la collocazione della basilica, la vedremo collocata in direzione di un altro luogo fondamentale per il culto martiriale, cioè la chiesa di Balai Vicino. Quindi potrebbe essere una suggestione, ma è possibile che l'esatta collocazione sia stata motivata anche con intenti liturgici e legati al culto dei Santi Martiri, per cui una variazione che è minima rispetto all'orientamento della basilica possa essere stata determinata dalla presenza del locus depositionis dei Santi Martiri, cioè la chiesetta di Balai. In questo caso siamo appunto, come vi ho detto, nella prima parasta, e qui abbiamo 2 epigrafi funerarie. Sono incise in questa base modanata, che è uno dei tanti spolia, cioè di elementi di recupero dei quali adesso parleremo, presenti nella basilica, e che presenta 2 iscrizioni. Una tra l'altro è legata anche a Dante Alighieri. Perché è collegata a Dante Alighieri? Quindi ci colleghiamo anche alle settimane del Dante D. Perché nella parte bassa del plinto noi vediamo scritto, inciso, Hic requiescit Guido de Vada. Naturalmente l'iscrizione presenta delle abbreviature. Chi è questo Guido de Vada? E soprattutto dov'è la tomba di questo Guido de Vada? La tomba è collocata, è stata scavata nell'88, benché l'architetto Vico Mossa, un caro amico, pensasse che la tomba fosse all'interno, nella navatella settentrionale. In realtà è chiaramente piuttosto palese che il riferimento è a qualcosa che è visibile, che sta fuori, e tant'è che nell'88 la soprintendenza archeologica ha portato alla luce questa tomba di 2 metri, all'interno della quale vi erano delle ossa sconvolte e un frammento di bacino ceramico. L'epigrafe fa riferimento, riposizioniamoci sull'epigrafe, Lorenzo. Vi sta mostrando negli hotspot quelli che sono
i contenuti piuttosto stringati, succinti che noi diamo. Hic requiescit Guido de Vada. Quindi alla fine del XII secolo, perché dal punto di vista paleografico, epigrafico, l'analisi della scrittura può essere, di questa scrittura epigrafica può essere diciamo datata a quel periodo, vi è sepolto questo Guido de Vada. Questo Guido de Vada presumibilmente ha avuto naturalmente un legame importante con la Basilica ed è imparentato con un omonimo personaggio, vissuto molto tempo dopo, che ha ricondotto in patria, a Pisa, l'esule Conte Ugolino, che è stato un personaggio importantissimo anche per la Sardegna, perché è stato ambasciatore di Mariano II, di Giovanni Chiano di Arborea, molto amico di Marzucco Scornigiani, citato nella Divina Commedia, nel Sesto Canto del Purgatorio. Quindi questo personaggio, questo avo dell'ambasciatore viene seppellito. Ma cosa succede? Lorenzo, ecco, qui vediamo la pianta della tomba, 2 metri di lunghezza, quindi anche importante. Chiudiamo. Nella parte, chiudiamo ecco, nella parte invece dei 2 listelli, in quello superiore e in quello inferiore, vediamo un'altra iscrizione. Un'altra iscrizione che è datata al 1211. Ed è questa iscrizione, letta negli anni 50 da Alberto Boscolo, il quale poi su commissionamento dello storico dell'arte Raffaele Dologu diede la lettura 1111 con una lettura che abbiamo poi visto essere non corretta e che è stata emendata da me negli anni 90 e poi nel 2003. L'iscrizione recita: nell'anno del Signore 1211, il giorno 14 dalle calende di un mese che non è rimasto, perché vedete l'estremità destra è consunta, il nome del personaggio che non è rimasto è sotto una sorta di maledizione. Questo è interessante perché è molto suggestiva, anche perché i turisti francesi ormai vengono e cercano la maledizione. Non si tratta di una vera e propria maledizione, ma si tratta di un ammonimento lanciato da il defunto che si è voluto seppellire sopra Guido de Vada, ma che recita, che dice questo: io et nullus alius in hoc tumulo requiescat in pace, cioè che io e nessun altro in questa tomba riposi in pace. Quindi aveva probabilmente tolto le ossa di Guido de Vada, si era seppellito sulla sua tomba o sopra, adesso questo non lo sappiamo perché quello che abbiamo trovato sono solo ossa frammiste, quindi sparse, però chiede di non essere disturbato nel suo riposo, perché quel luogo lì era un luogo privilegiato, perché si trova esattamente in corrispondenza del punto in cui cadono le gocce dal tetto, e quindi quando pioveva, l'acqua toccava il tetto, la chiesa era santa, quindi santificava per contatto l'acqua, che percolando raggiungeva il terreno, santificando quindi per contatto anche il luogo in cui venivano. Quindi era un luogo privilegiato, come poteva essere appunto le tombe ad Sanctos, vicine appunto al luogo della sepoltura dei martiri. Allora Lorenzo, io non so, Silvia, se ci sono altre domande. Sì. Allora, Tonino Porco ringrazia e aggiunge una riflessione su quanto richiesto da Graziella Rando in merito alla differenza dei conci murari visibili all'interno. Sì. La cosiddetta muratura pseudo-isodoma, costituita da conci di dimensioni ridotte rispetto ai grossi conci, è riferibile a mio parere sia alla motivazione fornita da Giuseppe Pira, ripresa dei lavori in condizioni economiche diverse, sia alla praticità dell'uso dei conci irregolari per raggiungere uguali livelli nella costruzione delle murature successive, come esse a Cargia. Vi ringrazio ancora, lezione meravigliosa. Grazie. Questa Mi considerazione sentite? di Tonino. Poi sì. Allora, mi blocco. Allora, in realtà quello che ha detto Tonino è giustissimo, nel senso che i concetti servono appunto per regolarizzare la tessitura muraria. Questo appunto ce lo spiegano gli archeologi e gli architetti, gli archeologi dell'architettura e gli architetti naturalmente. Quello che dicevo, l'utilizzo di materiale proveniente da cavi diverse e anche la pezzatura, no, dei conci naturalmente è legata alle maestranze che operano. Quello che volevo dire in realtà è che non ho detto è che questo è naturale, normale, non prevede necessariamente un'interruzione, un blocco dei lavori per così tanto tempo. Potrebbe anche essere collegato a delle dinamiche naturali nell'evolversi
del cantiere stesso. Ed è qui che, anche perché se noi andiamo a vedere, bravo Lorenzo, proprio da questa parte, cioè nella navatella e nelle cleristorio della parte settentrionale, non vediamo questo stacco così nitido, questa cesura tra una fase e l'altra. Ecco, quello che abbiamo visto è proprio questo, che di cesure in realtà ce ne sono tante di questo tipo, più o meno evidenti, e che quindi fanno parte della dinamica della fabbrica. Prego Silvia. Gianni Moci chiede: che correlazione può esserci tra il rudere della chiesa di Santa Maria di Curos in agro di Villanova Monteleone e la basilica di San Gavino, visto che entrambe presentano le absidi contrapposte, credo unici due monumenti in Sardegna ad avere questa caratteristica. Sì. Allora, è impossibile dirlo perché stiamo parlando di datazioni diverse. Certamente non credo di sbagliare nel dire che la basilica può essere servita da modello, anche se in realtà non possiamo determinare la contemporaneità delle due absidi della chiesa di Santa Maria di Curos, perché naturalmente vanno sviluppati gli scavi, ancora in realtà una campagna ad hoc che si sviluppi anche nel territorio, nel terreno circostante, in settori circostanti, anche per verificare se vi fosse o meno un cenobio, come si sviluppasse. Quindi potremmo pensare anche che quelle due absidi non siano coeve, anzi presumibile che non siano coeve, e quindi diciamo che, come ho detto, per il San Pietro al Monte, così come il San Piero a Grado, si tratta di fasi differenti nei quali poi si è deciso di creare due absidi contrapposte, mentre la basilica probabilmente, anzi certamente, almeno dallo sviluppo degli studi condotti dagli studiosi del progetto, in realtà nasce con questa idea. Naturalmente è un'idea che è stata ripresa, che già Dionigi Giscano paventava, Roberto Coroneo nel 93, quindi ad un progetto unitario, anche se poi leggerete, in realtà la dinamica è un pochino più complessa e ci sono proprio delle fasi diverse. Perfetto, grazie. Ok, allora Lorenzo, direi di a questo punto far vedere all'esterno, facciamo vedere le fasi costruttive. Diamo altre chicche adesso, perché il progetto non ha visto, noi ci siamo soffermati a mostrare adesso il tour sferico, adesso avete visto anche questa realtà virtuale dell'iscrizione che prende anima, prende vita, no? Con l'incisione, cosa che normalmente non sarebbe facilmente leggibile. Però abbiamo pensato anche di verificare quello che naturalmente è correlato alla fase romanica, cioè le fasi antecedenti, perché la dinamica costruttiva della fase romanica è stata influenzata necessariamente dalla presenza del martirium, cioè della memoria paleocristiana, dalla presenza però di altre strutture dalle quali sono stati tratti gli spolia, cioè gli elementi errati, gli elementi che allora erano in situ, ma naturalmente essendo frutto del crollo non collocati nel luogo originario, ma che sono stati cannibalizzati per poter essere ricollocati nel paramento della basilica. Allora, siamo partiti da che cosa? Innanzitutto dagli studi precedenti. Vi devo dire che è stato molto faticoso e un plauso, un merito davvero va a Lorenzo e a Roberto, che hanno fatto un lavoro di analisi molto puntuale e certosino, perché come sapete, ve lo dico comunque, le fasi precedenti, quella romanica, si possono riassumere nel martirium, nella memoria paleocristiana, che era collocata esattamente dove vi sta mostrando Lorenzo, ferma il cursore, al centro, perfetto, quindi in corrispondenza poco più avanti del portale Gemino, ed è per quello che appunto si poi necessita l'ampliamento di un'ulteriore campata per poter collocare poi anche cioè sarebbe stata troppo corta in sostanza la chiesa, avendo poi la memoria dei martiri in quel punto. E le altre fasi importanti sono
il ritrovamento della chiesa Metzger, anche in questo caso gli studi hanno portato prima all'identificazione di un edificio di culto che poi per altri studiosi è diventato in realtà un edificio, una basilica funeraria. In realtà le due cose non sono totalmente, la professoressa Martolì probabilmente interverrà anche su questo, non sono totalmente in disaccordo. Scavata nel 63 è collocata, ovviamente, naturalmente a una stratigrafia molto più bassa rispetto alla quota della pavimentazione naturalmente del San Gavino. E per concludere, a partire fino dagli anni 80 fino agli inizi degli anni 2000-2002 per la precisione, l'equipe della professoressa Letizia Palermini, compianta Letizia Palermini, ha portato al ritrovamento nell'area dell'atrio Comita di alcune fasi edilizie precedenti quella romanica, la fabbrica romanica. E in particolar modo una chiesa mononave, secondo le indicazioni fornite dall'allieve Francesco Romastasolla, diverse, ecco, non citarle tutte sarebbe anche dell'equipe della Palermini, ha l'identificazione di una prima fase di una chiesa mononave di IV secolo che poi è stata ampliata cambiando un po' l'assetto dell'abside, della circonferenza dell'abside, per renderla poi successivamente nel V secolo a 3 navi. Questa chiesa era provvista anche di un artece, che ci mostrerà appunto adesso Lorenzo, ma ha avuto vita brevissima, perché fine del VI secolo viene rasa al suolo, secondo le indicazioni che ci vengono fornite appunto dalle pubblicazioni, e poi viene impiantato successivamente un portico che praticamente, puoi anche mostrarlo, va in corrispondenza del portale romanico della fase romanica, quindi della chiesa. Ora, noi abbiamo messo un po' a sistema tutto, perché non avevamo le quote. Ecco, questa è l'immagine dello scavo della Palermini. Vedete in primo piano il portico? Ecco, perfetto. Si sovrappone sopra la chiesa bizantina. Ora, noi volevamo capire innanzitutto esattamente le connessioni tra chiesa Metzger e chiesa bizantina. Quante navate avesse questa chiesa bizantina? Come si sviluppasse? E soprattutto le connessioni col Martinium. Quindi abbiamo fatto un lavoro di connessione tra lo scavo Metzger, lo scavo Palermini, la ricostruzione fornita da Fernanda Poli del Martirium, li abbiamo collocati in pianta, abbiamo visto più o meno le quote e abbiamo creato con una realtà virtuale. Naturalmente, prima di far questo, abbiamo anche fatto delle prospezioni al georadar, che ci hanno consentito, tra l'altro all'esterno, di verificare la presenza di altre strutture, delle quali daremo conto probabilmente in una prossima, forse conferenza stampa, conferenza, vediamo a videoconferenza, vedremo anche un po' le condizioni anche della pandemia, se ci consentiranno di farle in presenza, con chi ha svolto appunto la prospezione al georadar. Quello che ha fatto la R3D è quella di sviluppare le volumetrie, e quindi noi vediamo nella parte verde lo sviluppo della Metzger, lo sviluppo sulla base di queste nuove prospezioni. Quindi abbiamo individuato anche la conclusione dei muri perimetrali della Metzger. Andiamo a quella gialla, lo sviluppo della chiesa bizantina. Ora, si sta discutendo sul fatto della preesistenza di una fase di IV secolo, perché questo insomma mal si coniugherebbe con la presenza contemporanea della Metzger, quindi sulle datazioni ci si dovrà confrontare. E soprattutto come appunto questa chiesa bizantina, che doveva essere certamente in opera appunto in età giustinianea, e dalla quale sono state tratte tutte le parti e gli elementi che poi noi ritroviamo all'interno della chiesa. Ora, Lorenzo, no, ti chiedo di mandare invece l'immagine del cantiere. Un'altra chicca della quale devo ringraziare il disegnatore Giuseppe Carzedda, che ha fatto... Come?
interrompevo un attimo? Sì. No. Sì. Perché visto che eravamo ancora un po' all'interno. Sì. Allora, prima di tutto le congratulazioni da Maria Rosaria per una lezione che cattura tanta attenzione. Mi ringrazio. Sì, Non era semplice, stiamo facendo siamo un po' sperimentali, dai, pionieristici. Allora, e poi Marcello Cabriolu chiede: si è parlato del posizionamento originario dell'altare sopra la memoria martiriale, ma allora questa, seguendo la traduzione dello scavo della cripta, era fuori dalla basilica tracciata nell'atrio comita? No. Allora, la risposta a Marcello, no, presumibilmente dalle descrizioni che noi abbiamo dal processo originale che è stato redatto da Gavino Manca del Cedrès, l'arcivescovo di Sassari, nel 1614, una sorta di diario di scavo che giorno dopo giorno ci dà l'indicazione su quello che viene trovato. Lorenzo, credo che sia più opportuna la pianta in questo caso. Sì, no, un attimo. No, scusami. Quello che è plausibile pensare, ecco, è che quello che si vedeva probabilmente era una confessio, cioè noi avevamo probabilmente una fenestella confessionis. Questa è totalmente una mia, è una ipotesi che si basa su un ragionamento fatto da Fernanda Poli. Fernanda Poli vede nella descrizione del crucero, cioè di questo elemento a forma di croce, che non è detto sia di età paleocristiana, ma forse successivo, all'interno della quale era nascosta un'urna, perché stava all'interno praticamente di un setto murario che prevedeva questa ulteriore urna dentro la quale vi erano le reliquie dei santi. Ecco, e questo crucero aveva delle fenestelle che illuminavano l'interno del crucero, illuminavano parzialmente, quindi non è detto che non ci fossero delle nicchie all'interno delle quali invece vi fossero delle candele. Quindi è possibile, anche per ragioni culturali, pensare a una fenestella, o nel caso il semplice altare che era collocato proprio sopra, come una sorta di matriosca, sopra la parte sommitale della memoria, e nel momento dello scavo che viene effettuato, che ci viene proprio raccontato, cioè viene proprio scavato e l'altare non viene più usato, viene all'altare centrale e altri 6 altari, 3 per navatelle. Viene a un certo punto scavato e da lì si entra per poi verificare la presenza delle tombe. Quindi Marcello presumibilmente non era visibile o solo parzialmente leggibile. Vero è che la sua conoscenza non doveva essere estranea al Gavino Manca del Cedrès, che si è attribuito lo scavo della cripta e la scoperta delle reliquie, ma che è presumibile fossero ben note già in età precedente. Magari era presente una piccola cripta, non certamente quella monumentalizzata che poi è stata realizzata con le maestranze genovesi da Gavino Manca del Cedrès. Allora, vi dicevo, Silvia, ci sono altre domande? No, perfetto, grazie. No, grazie. volevo riproporre il disegno di Giuseppe Carzedda perché? Perché nella chiesa sono presenti diversi spolia, no? Diversi elementi di recupero, e questi elementi di recupero provengono proprio dalla vecchia cattedrale di età giustinianea. Ma abbiamo elementi anche importanti come stipiti, la base marmorea, presumibilmente quella modanata ionico-attica che reca incise le 2 iscrizioni funerarie medievali, quella proviene, ma ancor di più le 2 basi per colonnine, no, del recinto presbiteriale della chiesa, che sono state poi collocate all'esterno nella Porta Santa. Spesso i turisti vengono e vedono 2 croci e fanno riferimento. Queste sono croci templari, la prima cosa che dico è questo. No, e noi dobbiamo ovviamente, non li si redarguisce, ma naturalmente gli si fa capire e comprendere che si tratta di materiali di recupero proveniente dallo scavo dalla chiesa bizantina. Sono naturalmente delle croci astiformi che recavano una colonnina, immaginatevi 4 di queste basi che reggevano delle colonnine, e appunto questa la parte appunto del recinto del presbiterio della chiesa bizantina.
Perché lo possiamo dire con certezza? Perché durante lo scavo della Pagniermini è venuto fuori un terzo elemento, sempre marmoreo, identico ai precedenti, con le colonne, chiedo scusa, con le due colombe nella parte sommitale delle due croci, e che attualmente fa bella mostra di sé nel Museo Sanna di Sassari, che attualmente, chiedo scusa, ecco qua, che attualmente è in fase di riallestimento. Io direi di riandare per l'appunto al disegno. Mi perdonerà Giuseppe, che ripeto, ringrazio. Ancora è un disegno che andrà, è uno dei disegni che sono presenti nella nuova monografia del monumento e che ci mostra esattamente la fabbrica. Esattamente. L'abbiamo fatto in maniera scientifica, collocando esattamente le strutture, come devono essere collocate presumibilmente anche i ponteggi, le macchine utilizzate. Come vedete, la cosa che colpisce inizialmente, siamo nella parte terminale, ormai si sta concludendo la parte che omogenizza tutto, perché abbiamo detto, anzi non l'ho detto, me ne scuso, le differenze che noi notiamo nel paramento interno e esterno, piccole differenze, nelle parti particolari delle absidi soprattutto, vengono poi omogeneizzate, no? Nella scansione delle archeggiature, delle lesene, perché si è tentato di uniformare, e quindi c'è proprio questo lavoro delle maestranze che uniforma in questo, appunto nel momento in cui che viene descritto qui nel disegno. Ma quello che colpisce, che colpisce l'attenzione è la presenza, fai una zoomatona Lorenzo, sul il cantiere. La parte a destra, qui vedi le maestranze che si stanno appunto a destra, nel senso voglio far vedere la cannibalizzazione della chiesa. In atrio comita vedete in basso, va in basso Lorenzo? La chiesa, ecco, perfetto. Come presumibilmente la chiesa, che non sappiamo se fosse visibile, per quanto fosse visibile in elevato, sia stata effettivamente cannibalizzata e siano stati prelevati gli elementi che poi noi troviamo all'interno. Ma noi troviamo all'interno anche elementi che presumibilmente hanno fatto parte anche di fasi precedenti a quella di VI secolo, cioè le colonne le colonne sicuramente sono di età romana, vengono dalla città romana, ma i capitelli, ad esempio rilavorati in età paleocristiana, sono stati prelevati da lì e collocati all'interno. Infatti ne troviamo tre. Troviamo un capitello di età bizantina e ci riandiamo perché faremo una bella scoperta adesso in questo capitello. Quale dei tre? Beh, io direi di andare prima a quello con, vabbè, colombe affrontate, quello più leggibile. Ecco, un'altra, magari facciamo un bel 360, così lo mostriamo in tutta la sua bellezza. Ecco qua. Allora, sono capitelli età paleocristiana, alcuni rilavorati, hanno subito le rilavorazioni con delle croci all'interno di clipeo, no? Collocate alcune, tra l'altro, probabilmente fatte o rifatte in epoca anche successiva. Questo è danneggiato, lo vedete, le colombe affrontate sul cantaro. Ecco, sono tre capitelli che naturalmente non sono stati costruiti ad hoc per la chiesa romanica, ma fanno parte dell'apparato decorativo della chiesa di età paleocristiana e successivamente di quella bizantina. E non solo, vedete che ci sono anche delle croci successive. Ecco, Lorenzo vi fa vedere anche come con la realtà virtuale si possono cogliere meglio i particolari, no, degli elementi che tra l'altro stanno a un'altezza al visitatore che non consentirebbe allo stesso di poter visualizzare con precisione tutti gli elementi. Andiamo a vedere quello la colonna bizantina invece. Siamo sul lato settentrionale, ci stiamo spostando adesso dalla navata principale. Ok, perfetto. Come vedete, qualcuno mi potrà anche chiedere perché le colonne vengono messe, alcune sono rudentate, altre lisce, altre hanno materiali diversi. Abbiamo due colonne, ad esempio, in marmo di Siene, ad esempio. Perché i costruttori romanici non facevano differenza
cioè utilizzavano le diverse tipologie, i diversi litotipi con un aspetto coloristico e soprattutto con la funzionalità di chi doveva necessariamente campire o dover coprire una determinata quota, per cui mi serviva la colonna di quella determinata altezza e quella colonna faceva al mio caso. Lore, sei riuscito fuori? No, andiamo sempre Sì. sulla Sì, colonna. ma sto aprendo la colonna direttamente. Ah, perfetto. Abbiamo anche due capitelli prettamente bizantini, di età bizantina, attribuibili al VI secolo, e un altro di età alto medievale, che è il primo a partire dalla navatella meridionale, Pseudo-Corinzio, che è stato datato variamente sia per un arco di tempo compreso tra il VI e il IX secolo. Qualora fosse il IX secolo, porrebbe un problema che per chiudere poi metterò alla fine. Questa è la colonna che regge l'altro capitello bizantino. Un altro degli elementi interessanti di questa ricerca della mappatura epigrafica è quella della ricerca di graffiti, marche lapidarie. E in questa colonna, che all'apparenza, rendiamola invisibile, Lorenzo, ecco, al visitatore appare così. Questa è la colonna, è la terza dall'abside orientale, è totalmente invisibile. Nel 2004, per un convegno internazionale di glitografia, ho presentato questa ricerca che è legata appunto alla scoperta di questo graffito. Raffigura un'imbarcazione che è proprio graffita con un punteruolo, un'imbarcazione a vela lattina con prue e poppa molto rialzate, con questa imbarcazione da pesca che presenta un congegno che poi richiama l'ingegno, cioè, ma lo richiama naturalmente, se noi lo vediamo con una determinata prospettiva, un sacco da pesca retto da questa barca con la vela latina e con i ferzi. Ora, l'imbarcazione non presenta il timone verticale nella poppa. Andiamo alla poppa, timone verticale. Ecco, non c'è. Parlando col collega Edoardo Riccardi, che è l'archeologo che ha scavato le navi a Pisa e ad Olbia, si è tentato di individuare come momento di introduzione del timone verticale il XIII secolo dal Mare del Nord. Quindi è presumibile che questo graffito possa essere anteriore a quel periodo. Presumibile, perché imbarcazioni prive di timone verticali di quelle dimensioni è difficile trovarne dopo. Comunque è presumibile che sia databile a quel periodo. Che cosa raffigura? Raffigura evidentemente un'imbarcazione che sta pescando, ed è probabilmente un ex voto lasciato da qualcuno che ha voluto ringraziare i tre santi martiri per essere rimasto, diciamo così, incolume da essersi salvato da probabilmente un naufragio, oppure ha impetrato una richiesta ai tre santi martiri per una buona pesca. Quindi è un ex voto. E vedete la commistione nella stessa colonna di ex voto, marche lapidarie, tra l'altro molto importanti, che troverete poi nella pubblicazione. Ora, io vorrei, Lorenzo, se me lo consenti, Sì? focalizzare l'attenzione anche sul patrimonio pittorico. Ora, chiedo innanzitutto a Silvia, di quant'è che abbiamo già sforato? Di tantissimo? Ma di circa mezz'ora. Circa mezz'ora. Ora, io Però ringrazio, è molto coinvolgente. ringrazio per i complimenti. Ora, davvero, se dovessimo fare una visita guidata sul monumento, potremmo stare... è chiaro che dobbiamo riassumere tantissimo, e mi scuso anche con i colleghi che magari stanno seguendo, storici dell'arte, architetti, paleografi, insomma, chi sta seguendo, perché naturalmente ho dovuto dare informazioni spot con un registro certamente senza utilizzare tecnicismi e cercando di rendere coinvolgente la cosa. So che il vorranno... tempo è volato comunque. È volato, mi chiederanno anche conto. Speriamo che ci sia, insomma, occasione poi a allora, breve di incontrarci lì e di vedere. Certo, ne sarò ben lieto. Allora, voglio, giusto per mostrarvi le ultime due cose, un quadro, un dipinto, e questo magari non so se Andrea Pala, l'amico di Andrea Pala, sia presente
in ascolto, e per mostrare come abbiamo utilizzato poi queste immagini ad altissima definizione per cogliere i particolari. Questo è un dipinto del pittore fiammingo Frans van de Castile, realizzato a Roma, perché noi abbiamo il titulus, appunto, che la firma nella parte inferiore destra, nel 1599, appunto, dal pittore Francesco da Castello. È interessante perché mostra i tre santi martiri, Gavino nella sua iconografia tradizionale, no? Cavallo bianco, cavaliere, e da una parte il presbitero Proto e il diacono Januario. Una delle cose interessanti che è venuta fuori, che ha colto ad esempio Lorenzo, è che nel fare le foto ad altissima definizione di alcuni dettagli del dipinto, sembra palesarsi così, sembra avere questa suggestione, no? Di intravedere in questa macchia di colore dell'Eucaristia sopra il calice è quasi una crocifissione, la crocifissione oppure la pietà, insomma, con la Madonna, c'è una crocifissione. È una suggestione, naturalmente, l'abbiamo per questa, ma è stato interessante perché ci consente, io non so, hai anche il Casabianca? Casabianca la devo ritrovare perché Va mi bene, sono allora dimenticato. no, siamo anche troppo lunghi, però ci ha consentito, ad esempio, ci consentirà di mostrare per tutti i dipinti, perché questa ricerca ha prodotto anche diversi risultati, siamo riusciti a adattare, a trovare la firma di dipinti che erano datati ad esempio al 600, invece abbiamo scoperto sono del 1849, dati per anonimi, di autore anonimo, in realtà abbiamo trovato la firma degli autori, quindi insomma molto importante. Volevo scendere giù un attimino in cripta velocemente. Vi ho detto della cripta scavata nel 1614 da Gavino Manca de Cedrelles. Sono due ambienti, una galleria nella quale sono collocato l'altare seicentesco, eccoci qua, l'altare seicentesco in fondo, le tre statue dei Santi Martiri in marmo di Carrara, ok? In realtà sono anche le altre due che raffigurano Sant'Antioco a sinistra e San Gabinus, giriamoci, a destra, Episcopus, in realtà è una duplicazione, adesso sarebbe troppo lungo spiegarvi, si tratta di un vescovo, in realtà è un'applicazione del nostro santo, opera tra l'altro le prime tre certamente di Giacomo Antonio Ponzanelli, che ha firmato le opere, e di altre statue che raffigurano chi? I santi, o meglio, i defunti ritrovati durante lo scavo nel 1614 del Manca de Cedrelles, che scava a giugno e poi a settembre Esquivel di par suo, proprio per la lotta tra le due arcidiocesi per il primato, per la primazia e per il titolo di primate di Sardegna e Corsica, appunto farà lo stesso nella cripta di Santa Restituta. Questi sono i defunti che sono assurti al rango di santi, ma che in realtà santi non erano, ma semplicemente defunti che avevano nelle loro epigrafi le due lettere, la contrazione, l'abbreviazione BM, quindi per Beatus, per Bone Memoria o Benemerenti, che in realtà durante lo scavo i dotti gesuiti, ovviamente per orare la causa e corroborare nella documentazione da fornire al Papa, trasformarono in Beatus Martiri e quindi in martiri. Allora, questo è Sant'Antioco con il classico copricapo moresco. Giriamoci dall'altra parte. In fondo invece alla galleria troviamo Proto nelle vesti tra l'altro di non presbitero, come narra la Passio, ma di vescovo, altro motivo che creerà attrito e accredine tra le due arcidiocesi, tra i due arcivescovi, perché naturalmente l'arcivescovo di Cagliari imputerà a quello di Sassari di aver elevato al rango di vescovo colui il quale invece non lo era, ma era un semplice presbitero. Giriamoci nell'altra parte. No, dall'altra parte in fondo, vorrei vedere la Metzger. Ingresso alla Metzger, chiedo scusa, e poi davvero andiamo ai saluti. Ecco, siamo nella parete di fondo, dall'altra parte opposta della galleria, e si accede allo scavo Metzger. E qui vediamo appunto
i dettagli di ciò che rimane. Ecco, l'imposta dell'abside che è stata conservata dai costruttori romanici, i quali hanno utilizzato parte dell'elevato della Meschede per rialzare quindi le fondazioni, per avere maggior supporto alle fondazioni di quella romanica. E Fernanda pensa anche a motivazioni, chiedo scusa, non Fernanda, ma l'equipe della Paniermini, Fernanda Poli, quindi l'equipe della Paniermini, pensa per motivazioni di carattere culturale. Forse permaneva un lacerto pittorico raffigurante presumibilmente qualche elemento legato ai santi, alla Madonna, non lo sappiamo, che quindi per motivi di carattere funzionale, devozionale, è stato quindi conservato. Ma vediamo anche poi lo sviluppo con le forme, appunto le tombe che sono presenti nella pavimentazione. Ora direi di andare, Lorenzo, definitivamente in cripta nel Sancta Sanctorum, e qui salutare tutti, perché davvero credo che, anche se avrei voluto fare un piccolo accenno, un'altra cosetta, ma il tempo è tiranno. Ecco, qui siamo nel Sancta Sanctorum, cioè scendiamo ancora di un piano rispetto alla cripta, al meglio alla galleria, per entrare nella cripta. La cripta che è stata rifatta negli anni, nel 48 per la precisione, da Vico Mossa, l'architetto Vico Mossa, che ha creato questi tre arcosoli, con naturalmente la collocazione dei 3 sarcofagi. Quello centrale presenta all'interno le reliquie di tutti i santi, o meglio dei 3 santi martiri, con i diversi defunti ritrovati nel corso dello scavo di Manca des Reis. Sono le ossa di un Beatus Comita Rex, anche lui è elevato al rango di beato dai doti gesuiti. E vi dicevo, tra l'altro dà conto di questi ritrovamenti questo bel marmo policromo ottocentesco. Credo che sia interessante sovrallevare un pochino per mostrare questi arcosoli che sono stati voluti dall'architetto Vico Mossa per richiamare nella mente del visitatore che si fosse recato nel Sancta Sanctorum e quello che si vede entrando negli ipogei funerari di Balai Vicino, all'interno dei quali vengono collocati i simulacri lignei seicenteschi, sui quali ho scritto anche recentemente, sempre in base a deduzioni legate a questa ricerca, che appunto vengono collocati dal 3 di maggio fino al giorno di Pentecoste all'interno di questi ipogei. Quindi è un richiamo a quel luogo, al locus depositionis dei 3 santi martiri. Possiamo anche riuscire, Lorenzo, e ritornare fuori per i saluti, a meno che non ci siano altre domande, Silvia. No. No. Sì. Io direi, la cosa interessante che si può, io innanzitutto vi scuso, ripeto, per la brevità, per l'essere stato, forse sarebbe impossibile approfondire ogni singolo argomento, poi tra l'altro quello di mia stretta pertinenza nel corso di questi 30 anni, dal 96 insomma, che ho iniziato, 25 anni, è quello epigrafico e glittografico. Naturalmente il tempo è poco, quindi abbiamo cercato di dare un quadro generale, tra l'altro sperimentando con Silvia ci siamo detti speriamo che vada tutto bene, e anche con Giorgia e la professoressa Martorelli, spero che sia andato bene. È un po' inusuale fare la visita guidata con me che gesticolo da casa con delle immagini, però è interessante capire che gli studi sono sempre in fieri, in corso, e che la iperspecializzazione che si è avuta nel campo scientifico da parte nostra, quindi sempre più specialisti nella materia, ha consentito di avere nuove risultanze, nuovi dati molto più aggiornati, molto più corretti naturalmente. Quello che servirebbe adesso, anche dopo questa pubblicazione, è tirare le fila un po' di tutto, cercare di capire perché effettivamente anche sulla fabbrica, sulle datazioni, c'è ancora tanto da dire, da confrontarsi, e anche in particolar modo su quelle fasi precedenti la fabbrica romanica, cioè la fase alto medievale, per la quale noi non abbiamo elementi archeologici probanti, non abbiamo
strutture murarie dell'edificio sacro. Si è parlato infatti di chiesa fantasma, non sappiamo come fosse collocato. Tra l'altro io stesso sono stato fautore di un dibattito con appunto alcune allieve della Paniermini, perché appunto si era discordanti sull'esatta collocazione. Ma quello che abbiamo è la testimonianza di alcuni elementi altomedievali e sarebbe interessante appunto avere anche un confronto per valutare esattamente quali sono state le dinamiche e soprattutto se ci sia stata una fase precedente che abbia per esempio portato alla costruzione di una chiesa delle dimensioni simili a questa e che abbia influenzato, perché no, anche l'iconografia che attualmente noi abbiamo ad Absidi affrontate. Ora, taccio, ho parlato anche fin troppo. Grazie, grazie. Io nel ringraziare Giuseppe Piras e Lorenzo Ramacciato per il supporto, chiudo con i complimenti di Antonella Marinelli che dice: per questo interessante tour sulla Basilica, il vostro lavoro è la dimostrazione che l'impegno e la professionalità permettono di raggiungere ottimi risultati. Noi la ringraziamo tutti quelli che ci hanno seguito. Sia il pensiero di tutti perché c'è ovviamente la professionalità, ma la passione che porta, credo, a raggiungere questi risultati. Vi ringrazio a nome mio e ancora una volta del Centro Studi, quindi ringrazio l'Associazione Amici del Romanico e siamo disponibilissimi a forme di collaborazione ulteriore. Benissimo. Speriamo in presenza la prossima volta. Assolutamente, assolutamente. L'appuntamento è ritrovarci tutti quanti, anche con i nostri soci, prossimamente in presenza in una delle nostre meravigliose chiese romaniche. Buona serata a tutti e grazie. A voi. Colgo l'occasione per salutare anch'io Giuseppe e Lorenzo. Ciao Giuseppe. Ciao Antonello, sapevo che fossi... Ciao. E ancora grazie, ti ho ringraziato anche all'inizio. Grazie, grazie Antonello. Mi sono collegato in ritardo perché ero stressato